Buongiorno, bentrovati col notiziario di Prealpina.it. In primo piano il maxi sequestro di beni per 6 milioni di euro eseguito dalla Guardia di Finanza a carico di 2 aziende accusate di frode fiscale. Sentiamo il servizio di Sara Crespi e maggiori approfondimenti si possono leggere su Prealpina.it. C'è un nuovo sviluppo nell'inchiesta che a dicembre ha portato in carcere 3 imprenditori con l'accusa di evasione fiscale. Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza di Varese, coordinata dal pubblico ministero di Busto Arsizio Nadia Calcaterra, ha eseguito un sequestro preventivo di 6 milioni di euro tra beni mobili e immobili. Le indagini dunque procedono, i 3 imprenditori in questo momento si trovano agli arresti domiciliari e la loro collaborazione sta consentendo alle forze dell'ordine e agli inquirenti di scoprire tutti i meccanismi e soprattutto tutte le aziende che beneficiavano delle loro false fatturazioni per abbattere l'imponibile. E ora parliamo di Pedemontana. Il sindaco di Lozza ha usato un drone per dimostrare che non viene utilizzata perché è troppo cara. Sentiamo il servizio di Veronica De Riu. Il sindaco Giuseppe Licato con i collaboratori ha dato il via al monitoraggio con il drone di autostrada Pedemontana e del tratto di strada provinciale SP57 sua parallela per verificare quello che sostiene da anni, ovvero che Pedemontana sia deserta. Sindaco, perché Esatto. questo è necessario? Da anni lo diciamo, ma vogliamo renderlo evidente con un'immagine che sia esplicativa, e cioè che la la strada provinciale è intasata dal traffico, mentre la strada pedemontana è vuota. È vuota perché si paga un pedaggio che è il più caro d'Italia, più di €1 per circa 2 chilometri di autostrada. E ora la cronaca, spostandoci in Valcuvia, dove non si ferma lo spaccio di droga nei boschi. I carabinieri hanno arrestato 2 uomini. Vediamo il servizio di Renata Manzoni. Non si ferma il contrasto alla droga e allo spaccio nei boschi, nelle valli di tutto il Varesotto. Questa volta i carabinieri di Luino hanno arrestato un italiano e uno straniero colpevoli proprio di aver spacciato nei boschi della Valcuvia e specificatamente a Castello Cobiaglio. Nell'operazione dei giorni scorsi sono state impegnate 15 militari dalle prime ore del giorno nei boschi. Hanno sorpreso nell'atto di cedere stupefacenti un giovane di origine marocchina irregolare sul territorio che usciva dal bosco e a bordo strada effettuava la cessione della bustina in cambio del denaro. Sono scattate le manette sia per lui sia per un 55enne italiano residente in Valcuvia, che è stato trovato in possesso di altro stupefacente. In tutto i militari hanno potuto sequestrare oltre 60 grammi tra hashish e marijuana suddivisi in diverse dosi pronte per lo spaccio. Varese questa mattina alla scuola Pellico presentato il consiglio di quartiere. Maggiore attenzione dunque ai rioni. Sentiamo il servizio di Renata Manzoni, le immagini sono di Stefano Benvenu. Siamo alla scuola Silvio Pellico per un incontro informale con vecchi e nuovi consiglieri di quartiere, i parlamentini, dei quali fanno parte gli stessi cittadini che hanno a cuore il proprio rione e il proprio quartiere. Con noi c'è Marco Regazzoni del Consiglio di quartiere Belforte, che è stato riconfermato. Senta Regazzoni, qual è il ruolo di voi come consiglieri e riuscite a influire e a incidere sulla politica della zona che rappresentate? Sì, devo dire che quella che ho vissuto negli ultimi 2 anni è stata un'esperienza bella e costruttiva che mi ha permesso di conoscere meglio anche il mio rione, Belforte e Cascina Mentasti, in un modo più approfondito, e devo dire che l'amministrazione comunale comunque ci ha garantito un certo ascolto, tant'è che alcuni risultati li abbiamo ottenuti, penso alla messa in sicurezza di alcuni attraversamenti pedonali su Viale Belforte, quindi alcune piccole e grandi richieste che sono state attenzionate e risolte a dovere. Speriamo di continuare su questa strada di un dialogo sempre più proficuo e costruttivo sia con i nostri concittadini di Belforte e di Cascina Mentasti sia appunto con l'amministrazione comunale. E ora a Ornavasso, dove nella tarda serata di ieri
c'è stato un pauroso incidente, un SUV ha urtato una siepe e si è ribaltato sulla strada provinciale 166. Il conducente ha riportato ferite ed è stato trasportato in ospedale. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale di Verbania, sono intervenute anche 2 squadre dei vigili del fuoco. E chiudiamo con lo sport, basket e entusiasmo alle stelle a Varese per le 7 vittorie nelle ultime 8 gare. E così a 24 ore dalla sfida che verrà disputata domani a ore 17 al Palasport di Masnago contro Pesaro, i biglietti sono già tutti esauriti. Saranno 3.000 gli spettatori. Nel notiziario delle ore 19 un ampio approfondimento di Giuseppe Sciascia. E questa è l'ultima notizia, appuntamento col TG delle ore 19. Buona giornata.